digitale terrestre sulla piattaforma Sky a partire dalle ore 13:30. Poi di nuovo prova speciale di Vinciano, la seconda alle 14:45 e l'ultima PS13 Plano Para inizia la 45esima prima curva, la curva Ferrari, la seconda, quella che sta affrontando adesso Tironi, la curva numero 2, poi si giunge al tornante numero 1, poi subito alla curva 4, eccolo giungere alla curva numero 5, Renato Filippo che torna il pilota alla curva Marcel, a metà praticamente del tracciato, una tornata del Pino, con le due curve in rapida successione, la curva del Prato e il tornante Villeneuve, eccolo giungere al tornante Villeneuve, curva dedicata alla grande canadese, pilota della Ferrari, scomparso nell'81 in Belgio a Zolder. Ecco la S Senna e poi la S Senna il numero 53 Sergio Caputo, Sergio Pepe, Michele Caputo, Sergio Pepe di Sulano, 31 anni, Michele Caputo di Santa Giuseppe Terme, 26 anni, 40esimi assoluti nel 2010, primi di classe N2. Bisognerà chiaramente attendere la conclusione dei 4 giri in pista per avere i rilevamenti cronometrici. Le ultime curve del Giardino dopo S Senna, la curva è arrivo. Ecco i piloti numero 52 in pista. Gianluca Martina e Cosimo Longo, Martina Cavallino, 41 anni, mentre Cosimo Longo di Corzano, 27 anni, ritornano una lunga assenza, ma la passione è rimasta intatta e quindi di nuovo qui nel Salento ad Anelli, 4 km 660 metri, quasi 4 giri di pista. Ed ecco 51 gli applausi del pubblico, grande entusiasmo sugli spalti per gli equipaggi che sono già scesi, quindi Rocco Cavallo, Salvo Ionezza, Casalano Racing,
parte alla Montenato, la 79esima edizione